L'ordinanza della discordia, così si potrebbe definire il documento prodotto dall'autorità portuale di Cagliari, che poi nei fatti ha anche un nuovo nome, Autorità del Sistema Portuale Mare di Sardegna, che nei fatti parla di sicurezza, ma a detta degli operatori turistici con la sicurezza poco c'entra perché vi sta comportando dei danni. Quali? Assolutamente sì, noi pensiamo che con la sicurezza il volantinaggio non c'entri assolutamente niente, nel senso che abbiamo deciso di provare a lavorare oggi con grande fatica perché non possiamo fare neanche più il volantinaggio nei nostri stalli come prima ci veniva concesso, quindi chiediamo quale sia il problema di sicurezza nel fare il volantinaggio nei nostri stalli, perché l'ordinanza è stata emanata per problemi che riguardano la sicurezza. Niente da dire, la sicurezza la gestisce l'autorità del sistema portuale del Mare di Sardegna, non sicuramente noi, ma ci chiediamo semplicemente perché il volantinaggio deve essere citato come problema di sicurezza. A proposito di sicurezza e di nuove regole, c'è anche un cambio, ovvero i crocieristi non arrivano più qui, ma spostandoci anche arrivano lì alle nostre spalle, esatto. Quasi nel Viale La Playa. Scendono all'interno dell'area sterile, lato Viale La Playa, e quindi ovviamente vanno tutti là. Non sanno neanche, ci hanno ovviamente dato la possibilità di mettere dei cartelli direzionali in un'area ben precisa al di fuori dell'area sterile, ma direzionali, che quindi potrebbero non vedere e non capire che tipo di servizio facciamo, al che praticamente siamo fuori dai giochi perché il lavoro è praticamente bloccato, non riusciamo a fare niente. La nostra attività prevede un volantinaggio, queste sono linee da prima regionali e poi comunali che prevedono un volantinaggio. Noi non abbiamo niente da dire, per carità, sul sistema di sicurezza del porto, perché noi non possiamo assolutamente parlare di questo. La domanda è semplicemente cosa c'entra il volantinaggio con la sicurezza. Questa è la domanda che tutti noi operatori che operiamo qui ormai dal 2011 e abbiamo sempre dato un servizio alla città di Cagliari, quindi siamo anche una sorta di accoglienza per tutti i turisti, perché diamo anche informazioni sulla città ovviamente per chi non acquista i nostri servizi. Vorremmo solo questa risposta, capire cosa c'entra il volantinaggio con la sicurezza, tutto qui. Nei fatti a voi sta portando un calo degli affari di quanto? Ma oggi è il primo giorno che stiamo rispettando l'ordinanza, per cui a fine giornata valuteremo, ora non glielo so dire. Comunque appunto è un danno. Sicuramente, ma a parte la distanza enorme che le ragazze dovrebbero riuscire ad intercettare i crocieristi, perlomeno per spiegargli che tipo di servizio facciamo. Se noi non li possiamo intercettare, i servizi non li facciamo. Cosa contate di fare voi? Noi abbiamo fatto una richiesta all'autorità portuale proprio per spiegarci qual è il problema della sicurezza nel sistema, in questa ordinanza rispetto al volantinaggio. Stiamo aspettando una loro risposta per capire se prescinde o meno questo problema.